Presidente, manovra e sanità? Beh, direi che ringrazio i consiglieri per questi 3 giorni intensi, anzi più di 3 giorni intensi di lavoro. Ne viene fuori un bel bilancio di oltre 18 miliardi di euro. Si continua a investire su sanità e su molti altri fronti e vorrei anche ricordare che usciamo anche quest'anno per il 15° bilancio senza addizionale IRPEF. Il messaggio è che si continua in maniera virtuosa, senza applicare tasse, visto e considerato che dal 2010 ad oggi non abbiamo prelevato almeno 16 miliardi di euro dalle tasche dei veneti. Comunque si continua a investire, però sia che nella sanità un po' tutti i presidi ospedalieri sono stati oggetto di investimenti e ormai anche plasticamente si vedono i risultati di questi investimenti, non ultimo l'ospedale di Padova, per il quale siamo pronti a partire, e la nuova pediatria di Padova, che fra l'altro è quasi totalmente realizzata, e inaugureremo nella primavera 2025. Lei diceva però non è una lotta tra pubblico e privato, no? No, 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 guardate, il privato è fondamentale, è una colonna portante. Il privato in Veneto è la percentuale minore a livello nazionale, siamo sul 12%, non abbiamo abdicato la cura pubblica dei cittadini, il pubblico eroga ancora 80 milioni di prestazioni all'anno e questa è la dimostrazione di quanto lavoro stiano facendo i nostri 64.000 dipendenti.